Prima di questa clip in realtà io stamattina avevo registrato un'altra clip. L'ho cancellata, ero molto arrabbiata, ero molto... tutto. Tutto il negativo, ecco, ero quello. Ero estremamente negativa e ho detto no, forse è meglio non metterla nel video. Sto meglio adesso, sto meglio, ho chiarito la situazione e come ben potete immaginare riguardo al lavoro, quindi boh. Mi sono portata dentro un po' di legna perché piove di traverso e si bagna tutto. Stamattina ero uscita in ciabatte. Sì, ma il poggiolo era tutto bagnato. Me ne sono resa conto solo dopo. Io sono uscita a aprire gli scuri come al solito. Poi mi sono accorta che avevo le ciabatte piene d'acqua. Ah, tra l'altro avevo quelle pelose, quindi avevano acciucciato tutta l'acqua. Ho detto, ok, va bene. Ero abbastanza stanca stamattina, quindi arrabbiata e stanca, quindi non mi ero neanche accorta. Andando al lavoro poi, a un certo punto sulla strada arrivo in paese a San Vito di Cadore, dove c'è la pizzeria, pizza al taglio, la Stuzzica la Voglia, non so per chi conosce la zona, hotel Bar Antelao e pizzeria la Stua, sì. Arrivo là, faccio per fare la curva, faccio un po' la curva, perché c'è un curvone lì, faccio un po' la curva e poi mi fermo. Mi fermo perché c'era un camion parcheggiato sulla corsia, sulla mia corsia, però prima dell'altra curva secca. E quindi ho detto, beh, se passo là e mi arriva qualcuno di corsa, faccio un frontale, muoio praticamente. E quindi mi sono fermata un attimo, ma non mi ero resa conto della situazione perché ero arrabbiata, stanca, ero ancora mezza assonnata e non mi sono resa conto di cosa era successo. Praticamente questo camion ha perso il carico. Ha perso il carico ed era appena successo. Poco prima che io arrivassi là, per fortuna non ero dietro, a parte che dietro non ha perso niente, più che altro ha perso di lato il carico. E sì, perché non so se si è aperta la sponda laterale, non so come sia successo. Comunque ha perso tutto il carico di lato, tutto, una parte del carico, roba di metallo, roba pesante. E quindi mi sono trovata davanti a questa situazione, ho detto, bene, ok. E infatti, siccome mi sono accorta che era quasi appena successo, perché l'autista era appena sceso dal mezzo. E, sì, era fermo in cabina e poi ha aperto la porta, è sceso, ha guardato, ha detto, Dio che danno che ho combinato, effettivamente sì. E poi perché la gente che era al bar è uscita tutta a vedere cosa era successo. Quindi da lì ho capito che era appena successo, non era da tanto, anzi. Mi sono stata fortunata, ecco. Poi sono passata, è passato un furgoncino, io gli sono andata dietro, perché è pericolosa quella curva. E quindi, niente, io mi sono attaccata dietro, ho detto aspetta che seguo questo e passo anch'io. Vabbè, comunque, andare a lavorare è pericoloso, ma muoversi in macchina in generale è molto pericoloso. C'è gente pazza. Io sto preparando, cioè anzi, sì, sto preparando, ma ho anche preparato un po' di pappa. Allora, mi sono preparata un po' di porzioni, abbastanza, di riso, barra risotto, riso, nelle buste sottovuoto da tenere in congelatore. Io ho preparato un po' di porzioni e purtroppo la bilancia, avevo appena cambiato la batteria e ahimè mi segna scarica. L'avevo appena cambiata l'altra settimana. Quella bilancia lì è un orrore, è la bilancia del Lidl. Io non mi trovo per niente bene. Metto la batteria nuova, la uso una volta, magari per pesare cioè fare più pesate. La volta dopo mi serve la bilancia, vado, la prendo, provo ad usarla, mi segna batteria scarica. Allora ha qualche difetto quella bilancia, devo comprarmi una bilancia perché vorrei fare delle porzioni equilibrate. E il punto è che oggi non ho potuto, l'altra volta sì, oggi non ho potuto e quindi ho fatto un po' occhio.
ma non so se siano giuste. Vabbè. E comunque mi sono provata tutte queste porzioni e ho messo in congelatore e sono contenta. Perché ho visto che sono comode da avere. Certo, bisogna fare cuocere dopo il riso, chiaramente, e le verdure che ci metti insieme. Però alla fine lasci là, fai cuocere e un quarto d'ora è tutto pronto, insomma, quindi non ci vuole tantissimo, un quarto d'ora, 20 minuti massimo, dai, dipende anche dal tipo di riso. E quindi ho fatto quello e adesso sto cuocendo la zucca che ho fatto a cubettini piccoli e poi sto cuocendo il riso basmati, sto aspettando che bolla l'acqua per poi spegnere e lasciare che cuocia per assorbimento. Anzi vado a controllare perché mi conosco. Vado a controllare, infatti c'è un profumo di cibo qua che Madonna. Vediamo, quasi. E poi cos'altro? Basta, poi ci metterò nel riso, perché per oggi faccio riso, sì, sono le 15:49, io non ho neanche pranzato, Franz non è tornato a casa, purtroppo ha di nuovo problemi con suo papà e quindi, a parte che si era dovuto fermare al lavoro come ogni venerdì, ma poi aveva altri impegni, insomma, quindi non è neanche passato per casa, non so a che ora tornerà, ormai veramente non ha più vita praticamente. Vabbè, comunque così. Al momento fuori non piove, c'è un po' di vento, io lo sento nella testa, c'è un po' di vento, purtroppo. E non ho nient'altro da aggiornarvi perché alla fine non è che faccio chissà che. Vi faccio vedere, praticamente le porzioni sono queste. Qua è già tutto mischiato, c'è anche già il condimento, c'è già il brodo, quello in polvere, quindi è già tutto pronto, basta solo mettere in padella con l'acqua e volendo si può mettere là un po' di soffritto e poi mettere quello lì, metterci l'acqua e far cuocere così, perché tanto il condimento c'è già. Poi alla fine magari aggiungerci un po' di formaggio, insomma vabbè, quello è, ognuno ci aggiunge quello che vuole, però per dare un po' più gusto ancora. Però sono comode quelle porzioni fatte così. Allora, oggi è un sabato, devo anche mettere via queste giacche qua, devo ricordarmi di metterle sotto vuoto, che le ho lavate, i giacconi, quelli un po' più pesanti. Le avevo lavati, ma poi non li avevo più messi nel sottovuoto, vabbè. Allora, niente, sono qua, bella tranquilla. Sono qua che sto pensando se cambiare lenzuola o no. Ho già messo su una lavatrice, ok, di vestiti nostri. Poi avrei la lavatrice degli asciugamani e una non mi basta neanche. Poi ho accumulato un po' di roba in questo periodo, questa settimana non è stata per niente facile. Già la precedente era stata un po' complicata, questa ancora peggio, c'è una roba. Ok, quindi ho accumulato un po' di roba in casa da fare e oggi sono molto soddisfatta comunque perché al lavoro ho fatto di tutto, ma oggi ho sistemato file, ho sistemato robe che generalmente, cioè ho fatto cose che generalmente faccio quando non ho niente da fare. E non ho finito, assolutamente, continuerò la prossima settimana. Martedì vorrei fare alcune robe che mi porteranno via forse 1 o 2 orette. Vabbè, adesso vedremo, insomma. Però io sono già che penso alla settimana dopo. Sì, devo rilassarmi per il weekend, ma io sono già con la testa alla settimana prossima. Perché ho tante cose da fare. Sto cercando di sistemare bene il computer, anche tutti i documenti lì in ufficio. Più o meno è tutto a posto, è tutto in ordine. Oggi ho sistemato buona parte di quei documenti, quindi cioè, è tutto in ordine. Però vorrei anche sistemare tutti i file che ci sono nel computer, documenti che ci sono nel computer, ce ne sono tantissimi, ce ne sono una marea, sono anni e anni e anni e anni e anni e anni
Però sistemare quelli degli ultimi anni più che altro, da quando sono lì io, quindi dal 2020, sto cercando di sistemare un po' tutto perché alle volte mi rendo conto che ficco là, ma neanche rinomino il file scrivendo la data, no, ficco là e poi ogni volta devo andare a aprire, vedere che cos'è, cioè dovrei farlo in automatico sempre e invece non lo faccio e metto lì nella cartella magari giusta, però lascio lì senza nominare il file e non va bene perché poi devi vedere subito che roba è quel file, non è che devi sempre ogni volta aprire, no, bisogna vedere subito, deve saltarti all'occhio subito che cosa c'è in quel file e quindi sto sistemando queste cose qua, insomma, rinominando file e varie cose, che comunque sono cose da fare, punto, bisogna tenere ordine. Sì, perché poi è facile perdersi via e accumulare roba, e ve lo dico io, è molto facile, anche nel computer, non solo con i documenti cartacei, ma anche nel computer. Beh, con i documenti cartacei ho fatto anche l'altro giorno, perché io ho un cassettino dove ficco tutto dentro e dico, vabbè, dopo sistemo, prossimamente sistemerò, metterò a posto e vedo tutto in quel cassetto là. L'altro giorno ho aperto, ho tirato fuori tutto e ho sistemato tutte le carte, ho eliminato tanta roba perché veramente c'era roba che anche non serviva, ma magari appunti miei che però non servono a nessuno, sono cose mie interne che faccio per me per lavorare meglio e quindi io accumulo un casino di roba. Sì, vabbè, devo anche sistemare l'archivio, ma l'archivio proprio, l'archivio, la stanza archivio, ecco, devo sistemare anche quello, una piccola parte, perché il resto è tutto in ordine, perfetto. C'è una piccola parte che invece c'è un caos, che non si capisce neanche che cosa ci sia. Perché avevo toccato io un po' di tempo fa, l'anno scorso, poi avevano toccato anche altre persone, sì che là c'è il marasma, non sai cosa, tutto un casino di roba, ma non sai che cosa c'è. Quindi devo dare una riorganizzata anche a quello spazio e prossimamente farò anche quello. Mamma mia. Vabbè, dai, cambio lenzuola e sono qua con le finestre aperte, non fa mica caldo, eh. Io ve lo dico, non fa caldo. Però sono fiduciosa nella primavera e sto con le finestre aperte anche se non c'è caldo. Dai, sistemo tutto quanto e non vedo l'ora sia domani mattina per aprire le uova di Pasqua. Non vedo l'ora di vedere che stupidate di sorprese troverò. Vado.